Ore 19:30. Incrocio fra via Bezzeca, via Fra Paolo Sarpi, via Beato Pellegrino e via Pillide Bronzetti. 4 fra le principali arterie del traffico cittadino si incontrano qui. È il caos. Un convoglio è in procinto di attraversare passaggio a livello. Nel frattempo le auto aspettano da circa 10 minuti, ferme incolonnate. Qualcuno si gira e torna indietro. Altri aspettano e ancora aspettano. Ogni giorno, ogni sera. Questa è la situazione che trovano puntualmente gli automobilisti in via Bezzeca. Via Bezzeca, una delle principali arterie cittadine. Bentornati a E. Cos'ha di particolare però questa rispetto alle altre? Si distingue? Sì, l'abbiamo capito dal servizio iniziale. Ebbene, questa è l'ultima arteria con la presenza di un passaggio a livello, anzi due. Il primo è quello della Padova-Bologna, una delle linee più trafficate che ci sono qui in Veneto. E l'altro è un binario di congiunzione tra questa linea e quella che va verso Vicenza. Non è molto utilizzato. Esisterebbe un terzo binario che però è aereo e quindi i veicoli non sono costretti a dover passare, attraversare anche quello, che porta a Castelfranco in questo caso. Ma il problema principale di questo passaggio a livello qual è? Il problema sono i tempi di attesa, perché come poi paragoneremo questo passaggio a livello a altri, questo passaggio in particolare ha dei tempi estenuanti. In Italia in generale ci sono dei tempi estenuanti, per carità, ma avere un passaggio a livello vicino a una stazione, perché è di fatto vicino alla stazione di Padova Centrale, manca molto, sarà 1 chilometro lungo la rotaia, e vederlo sempre così chiuso, senza questa frequenza, perché viene chiuso anche per 20 minuti per soli 2 convogli, è una cosa assurda, e soprattutto nelle ore di punta si vengono a creare situazioni disagevoli per i cittadini che sono costretti a passare questa arteria e devono aspettare di fatto minuti interminabili, al freddo o al caldo, dipende ovviamente dalle situazioni, ma sicuramente non è un benestare. È successo anche più volte che addirittura i mezzi di soccorso si siano trovati a dover praticare strade alternative per non incappare in questo passaggio a livello. Ma esiste una soluzione a tutto ciò? Sì, esiste, ed è in via di sviluppo. Un sottopassaggio che è in costruzione da diversi anni, che consentirà di passare questi due trafficati binari. Ebbene, questa soluzione sarà pronta, almeno si spera, per gennaio 2017, quindi non serve aspettare ancora a lungo per avere questa novità in città. Siamo anche andati a vedere come procedono i lavori procedono bene, procedono spediti, e c'è già anche la via di collegamento che sostituirà di fatto via Bezzeca in quanto a smistatrice di traffico nella cintura urbana. Ma un sottopasso esiste già, ed è quello ciclopedonale, ed è proprio questo che andremo a analizzare in questo momento. Ebbene sì, questo sottopassaggio viene utilizzato il più delle volte in maniera non consona, diciamo, alla sua funzione. All'ingresso di questa galleria possiamo vedere che ci sono dei cartelli che indicano chiaramente che è vietato passare in moto o addirittura in sella alla propria bici. Sarebbe necessario addirittura scendere dalla bici per passare questo sottopassaggio. La rampa è sicuramente ripida e quindi c'è la ragionevolezza di questo cartello. Purtroppo però molti sottovalutano questa cosa perché
rischiano la propria vita, perché di fatto è così, correndo, e non solo in bici, perché adesso andiamo a analizzare i motorini. Ebbene sì, stando chiuse le sbarre per 10-20 minuti, i motorini che possono, perché sono discretamente piccoli, riescono perciò a passare con le bici e mettono in pericolo tutti gli utenti che vogliono utilizzare questo tunnel. Siamo stati davanti all'imbocco per diversi mesi e a tutte le ore ci sono motorini che entrano, escono, e come abbiamo anche visto e come adesso vedrete dalle immagini è assurdo, ma lo fanno anche davanti alle forze dell'ordine. Questa è una situazione pericolosissima e una volta addirittura installata una telecamera dentro il sottopassaggio per evitare tutto ciò. Questa telecamera, come vediamo nelle immagini, però non esiste più da diverso tempo, è stata bruciata, danneggiata, insomma non esiste più. Ecco. Il problema dei motorini probabilmente andrà in prescrizione con l'arrivo nel 2017, perché ormai ci siamo, del nuovo sottopasso, e quindi questo problema di fatto penso non verrà mai risolto, ma andrà comunque in prescrizione. E adesso invece voglio portarvi con le immagini di Monselice Centrale nel Tour Europa per fare un confronto con il passaggio a livello di Via Bezzega e un passaggio a livello nella campagna più sperduta della Francia. Quindi da una parte siamo in centro città, pieno centro città, un'arteria veramente trafficata, e dall'altra un'arteria che non passa neanche un cane probabilmente, perché è talmente piccola che mi pareva collegasse 2 o 3 abitazioni, non di più, ma il confronto è veramente interessante. Guardiamo il servizio. Potrebbe essere realizzato un servizio così efficiente anche in Italia? Sì, il tempo di passaggio di un treno è lo stesso dall'Italia alla Francia, perché a meno che il treno non stia rallentando o non si sia fermato per un qualche motivo di precedenza o storie varie, ecco, il tempo medio di attraversamento di un treno pendolare è di 22 secondi, e questo ve lo posso dire grazie ai dati di Monselice Centrale, mentre quello di un merci, vabbè, varia dal suo carico, dalla sua lunghezza, però è poco di più, cioè mettiamo anche 50 secondi massimo, ma questi 50 secondi sono sempre secondi, un minuto, non sono 10 minuti che uno passa davanti alle sbarre senza che non stia passando neanche un treno. Questa è una cosa assurda che succede in Italia, perché al passaggio a livelli non gliene frega più niente a nessuno, come abbiamo visto anche ogni tanto le sbarre di Via Bezzega si bloccano perché senza manutenzione ovviamente si rompono, perché sono comunque dei meccanismi abbastanza delicati anche per l'età che hanno, perché non sono proprio nuove queste sbarre,
neanche il meccanismo interno, e quindi si potrebbe fare più manutenzione, sì, si potrebbe migliorare il servizio, sì, basterebbe volerlo. Questo purtroppo in Italia non è possibile, si spendono molti soldi invece per fare la galleria. La galleria poteva essere evitata? Sì, certo che poteva essere evitata se il servizio migliorava. Chi è che avrebbe mai protestato per aspettare 20 secondi o 50 secondi al passaggio a livello chiuso? Nessuno, penso. È ovvio che se iniziano a essere 10 minuti, quella è un'arteria principale, si crea colonna, la rotatoria nella circonvallazione interna si blocca il traffico dappertutto perché non si può passare, la gente deve andare di là ma non ci può andare. E com'è sta storia? Vediamo che se questo servizio fosse stato migliorato probabilmente non avremmo mai avuto un sottopasso, perché non ce ne sarebbe stata l'esigenza di fatto, perché che serve questa esigenza di un sottopasso se puoi passare quasi subito? Altrettanto penso che il problema dei motorini si sarebbe risolto, perché nessuno va ad allungare la strada sotto, addirittura non sarebbe mai servito quel sottopasso pedonale, perché 20 secondi, aspetto io un attimo e vado tranquillo, cioè è così. Quindi sprechi su sprechi su sprechi, e questa è l'Italia, signori. Benvenuti. Questo è tutto per questa puntata di e noi ci rivediamo giovedì prossimo con un'altra entusiasmante puntata. La prossima volta andremo all'aeroporto Gino Allegri di Brusegana e vedremo cosa sta accadendo. Grazie per averci seguito.